Forse voleva tornare in Italia, aveva presentato richiesta di residenza al comune del suo paese d'origine, Rossano Veneto Dino Cinel, l'ex prete di 76 anni, ucciso in Colombia da un ragazzo di 18 anni suo convivente che ha confessato alla polizia l'omicidio. L'anziano era stato espulso negli anni 90 dalla Chiesa Cattolica per le pesanti accuse di pedofilia che gravavano da anni su di lui, tanto che dopo la scoperta di materiale pornografico infantile in una chiesa di New Orleans dove prestava servizio, partirono le indagini e perse la sua condizione di sacerdote. Quando una decina d'anni fa chiese la residenza a Rossano, l'allora sindaco Gilberto Trevisan non ebbe esitazioni sul da farsi. Da sindaco sapevo benissimo che rappresentavo il popolo di Rossano e potevo pensare che non era piacevole per i rossanesi avere in casa una persona che si era macchiata di questo tipo di delitto. E pur sapendo che potevo andare incontro a delle conseguenze, ho deciso di non dare il nulla osta e non l'ho dato. Lei aveva mai conosciuto Don Cinel? Io di persona non l'avevo mai conosciuto, mi è arrivato quel nome all'epoca, non ho mai avuto modo di vederlo di persona. L'ex primo cittadino di Rossano Veneto non è troppo stupito della tragica fine toccata al 76enne, per quanto condanni duramente l'efferatezza del reato. Il personaggio, frequentando certe persone in certi ambienti, ripeto, era un personaggio molto molto a rischio. Sono cose che possono succedere, anzi quasi sempre finiscono male.